Fondo indennizzo risparmiatori, buone notizie. Il cammino travagliato che i risparmiatori della ex Popolari hanno intrapreso per ottenere gli agognati indennizi sembra aver imboccato un tratto in discesa. L'inghippo burocratico circa la richiesta di indennizzo che va presentata con la denuncia dei redditi 2018 era nato per le partite IVA che usufruiscono del residuo forfettario e il regime di cedolare secca. Per dissipare i dubbi di un eventuale cumulo non previsto, il tributarista Loris Mazzon dell'associazione Ezzelino Daunara aveva inviato il quesito direttamente all'Agenzia delle Entrate. Il rischio che ne derivava era che migliaia di risparmiatori non rientrassero più nel tetto dei 35.000 euro stabilito per legge. L'associazione aveva quindi presentato un'interrogazione parlamentare. Per quanto riguarda il problema del reddito, Consap ha inserito una procedura che nel caso un risparmiatore avesse sbagliato il reddito, gli chiederà l'integrazione, lo stesso avrà 60 giorni per fare la correzione. Che sia la volta buona che i risparmiatori possano finalmente dormire a sonni tranquilli? Sembra di sì. Questa volta le buone notizie non finiscono qui. Altra buona notizia è che da parte del sottosegretario Villarosa e dal governo hanno confermato che entro settembre inizieranno i bonifici ai risparmiatori. Questo ci auguriamo sia l'ultimo atto di questa vicenda. Ringraziamo il tributarista Mazzon che ha sollevato il problema, ringraziamo Consap e tutti gli enti che hanno collaborato con i risparmiatori. A presto!